Questa edizione è un'edizione particolare, è un'edizione popolare, un'edizione in cui abbiamo deciso di valorizzare in modo forte tutte le iniziative che dal basso, indipendentemente dalla nostra regia, sono state proposte sul territorio dalle associazioni, dagli artisti e per recuperare appunto l'aspetto popolare, l'aspetto di partecipazione di questa festa che forse negli ultimi anni si era un po' perso. Fra le iniziative ritengo particolarmente importanti due tipologie, quelle che coinvolgono le scuole con dei laboratori sia di stampo letterario che gastronomico e poi la collaborazione con i musei che nei 4 capoluoghi storici avranno dei percorsi particolari improntati alla storia di Stadi della Sardegna con delle guide in lingua sarda che faranno scoprire il museo e questo particolare percorso a tutti i visitatori. Ha significato soprattutto nei confronti dei giovani parlare di Stadi della Sardegna per una riscoperta forte della nostra identità, del senso di autonomia e del senso di responsabilità e coraggio che richiede la promozione dell'identità e dell'autonomia della nostra terra.